il pirata della strada che stamane ha travolto e ucciso un cicloturista a Lendinara è un 31enne del posto individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Bimba di 2 anni precipita dal terrazzo di casa trasportata con l'elicottero all'ospedale, ha riportato ferite non gravi, è accaduto nel pomeriggio a Conegliano. Tutto pronto per la manifestazione di domani contro le grandi navi dopo l'incidente di domenica alla Giudecca. Intanto il ministro Toninelli aggiunge: presto sarò a Venezia per vagliare le varie ipotesi. Non c'è davvero più limite alla maleducazione dei turisti cafoni a Venezia. In un negozio alcune straniere hanno utilizzato un camerino come una toilette. Hanno lavorato per tutto il giorno i vigili del fuoco per domare il maxi incendio che ha distrutto parte di un'azienda agricola a Mara Ostica, oltre 100.000 euro di danni. Nuova protesta stamane alla stazione di Padova contro la soppressione del Frecciarossa delle 6:32, il treno degli imprenditori veneti diretti a Roma. Con le categorie sono scesi in piazza anche i sindaci. Dopo il principio di incendio sul ponte degli Alpini a Bassano si va verso un'ordinanza che proibirà di bere e di fumare per tutelare il monumento. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca: cicloturista trentino residente in Svizzera travolto e ucciso stamattina a Lendinara in provincia di Rovigo, arrestato dopo poche ore dai carabinieri il pirata della strada. Sentiamo. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga l'automobilista che stamane all'alba ha travolto e ucciso a Lendinara un cicloturista di 75 anni, scappando dopo l'incidente senza fermarsi a prestare soccorso. A tradire il pirata della strada le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste lungo la regionale 88 nel tratto che collega Badia Polesine a Lendinara. L'incidente alle 5 del mattino. Alle 9 i carabinieri di Rovigo erano già riusciti a risalire al presunto responsabile dell'investimento mortale. Si tratta di un 31enne cuoco di Lendinara con precedenti per guida in stato di ebbrezza. Stamane il giovane, alla guida di una Fiat Grande Punto, ha tamponato Riccardo Ferrari, cicloturista 75enne residente in Svizzera, a Losanna. L'uomo, grande appassionato di bici, stava visitando la provincia di Rovigo in sella alla sua 2 ruote attrezzata per i lunghi viaggi. L'impatto gli è stato fatale. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo dopo l'investimento ha percorso poche centinaia di metri, si è fermato a recuperare dei frammenti del paraurti della propria auto per poi risalire in macchina ed andare a casa, dove qualche ora dopo i militari dell'Arma l'hanno arrestato. Il 31enne è stato sottoposto ad esami tossicologici per verificare l'eventuale stato di alterazione. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Rovigo. Alle 4, poco prima dell'alba, è stato trovato un motociclista agonizzante sull'asfalto in via Vicenza a Schio, privo di sensi. L'uomo, un 46enne, è stato portato in codice rosso all'ospedale. Indagini sono in corso per far luce su quanto è accaduto. Potrebbe essere caduto da solo oppure potrebbe essere stato colto da un malore, ma potrebbe anche essere stato vittima di un pirata della strada che dopo averlo urtato è fuggito. Le condizioni dell'uomo sono gravissime. Ed ora un'altra notizia, perché sono stati attimi di grande paura nel pomeriggio a Conegliano, in via Antoniazzi, dove una bimba di appena 2 anni è caduta dal terrazzo di casa finendo nel cortile. Fortunatamente l'altezza da cui è precipitata la piccola era ridotta circa 3 metri. Erano le 13:30, la bambina ha battuto sulla pavimentazione in cemento ferendosi e perdendo molto sangue. Immediatamente è intervenuto sul posto l'elisoccorso del 118, mentre l'ambulanza e l'automedica appunto sono intervenute, ma la piccola è stata portata con l'elicottero. La bimba, figlia di una coppia di origini africane, è stata stabilizzata, trasferita al Cafoncello, non è fortunatamente in pericolo di vita. Dai rilievi eseguiti dai carabinieri si sarebbe trattato di un incidente domestico. La bambina stava giocando sul terrazzo, i genitori, che si trovavano in un'altra stanza, l'hanno persa di vista qualche istante e tanto è bastato affinché appunto la piccola precipitasse.
Torniamo a parlare della questione delle grandi navi in laguna a Venezia. Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli annuncia che presto arriverà a Venezia per vagliare le varie ipotesi riguardanti il terminal ed i transiti delle grandi navi in laguna. Nel frattempo saranno deviate domani da Venezia su Trieste 2 grandi navi da crociera a causa delle limitazioni al molo danneggiato dall'incidente di domenica. Le 2 navi sbarcheranno quasi 10.000 passeggeri nel porto di Trieste. La partita delle grandi navi si gioca sull'asse Venezia-Roma con un durissimo botta e risposta a distanza che vede schierati Comune e Regione da una parte e Ministero delle Infrastrutture dall'altra. Oggi il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha parlato dell'argomento nel corso di una diretta Facebook del suo ufficio, concentrandosi in particolare sull'ipotesi di un terminal a Marghera perorata nei giorni scorsi dalla sponda veneziana. Ecco i motivi della bocciatura da parte del Ministero. Primo, bisogna fare la bonifica, si tratta di un sito industriale, c'è stato un petrolchimico, c'è una raffineria. Secondo, c'è una navigazione promiscua, perché se porti le navi al porto di Marghera come nuovo porto crocieristico significa che devi passare dal canale dei petroli, significa che in questo momento passa una nave con migliaia di turisti sopra, una nave da crociera, e un istante dopo, poco dopo, passa o si incrociano o si sfiorano una nave, una petroliera. Immaginate voi se quella stessa Barei domenica fosse capitata in un sito industriale come quello, con le vicinanze di una petroliera, i rischi incredibili che avremmo corso. E ovviamente perché è un sito in cui c'è un rischio di attività industriali rilevanti. E sul progetto legato a Marghera, ecco cosa ha da dire il Ministro. Un'altra cosa che confuta poi quanto abbiamo sentito, gli attacchi che abbiamo subito e che ho subito, è che esiste già un progetto al Ministero in cui è sufficiente prendere e apporre una firma. Ecco, di tutti i documenti che abbiamo recuperato, esistono solo 2 paginette sul porto di Marghera, non c'è praticamente nulla, se non in queste 2 paginette dei dati interessanti che smentiscono totalmente le parole che avete sentito soprattutto dal sindaco di Venezia, cioè lì è già tutto pronto, spostiamo tutto, l'indomani apriamo e portiamo fuori dal canale della Giudecca le grandi navi. Qua c'è scritto in quelle 2 paginette che deve essere costruito una nuova banchina, quindi non solo attività di bonifica in un sito industriale, ma la nuova banchina deve essere costruita ex novo. Infine si aprono 2 spiragli su altrettante destinazioni per la crocieristica. Quello che state vedendo su Chioggia e su San Nicolò sono i primi studi di fattibilità tecnico-economica che sono stati fatti negli ultimi anni. Intanto il titolare del Dicastero ha annunciato che presto sarà a Venezia per tirare le somme del concitato risico delle grandi navi. Toninelli ha infatti confermato che a breve salirà in laguna per visitare i siti proposti come soluzione alternativa al passaggio delle grandi navi sotto il naso del campanile di San Marco. La data non è ancora stata resa nota, anche se si parla della settimana prossima. Ed intanto a Venezia è tutto pronto per la manifestazione dei no grandi navi prevista per domani pomeriggio. È in corso in questi minuti un comitato ordine e sicurezza in prefettura per definire percorso e modalità della protesta. Per saperne di più quindi ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera Marta, buonasera a tutti i telespettatori. In realtà si è concluso da pochissimo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolto in prefettura, ma non è ancora stato deciso nulla per quanto riguarda l'arrivo dei manifestanti in piazza San Marco. Infatti noi sappiamo che questo sarebbe il volere del Comitato NONAV, ovvero con partenza alle ore 16 dalle Zattere, per arrivare fino a San Marco, dove però, ribadiamo, c'è un divieto che vige da sempre e su cui appunto si stava discutendo nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ma il prefetto non si è ancora espresso perché si sta dialogando proprio con i comitati per cercare di trovare una soluzione che probabilmente arriverà in tarda serata o comunque domani mattina presto. Al momento non c'è ancora. Quello che è certo è che comunque nella loro pagina Facebook il Comitato No Grandi Navi ha scritto chiaramente: sarà difficile tenerci fuori da San Marco. Questo perché? Perché nei giorni scorsi tutti i manifestanti hanno espresso, dopo l'assemblea NONAV del 5 giugno, la volontà di arrivare fino a piazza San Marco. Perché? Perché il fulcro, il cuore della città,
e l'hanno motivata con le seguenti parole: se le grandi navi finora hanno potuto accedere al centro della città in deroga alle leggi dello Stato in nome del profitto, ci pare giusto che per un giorno, in deroga invece a provvedimenti amministrativi che vietano la piazza alle manifestazioni, sia consentito ai cittadini di esprimere il loro dissenso a San Marco. Dunque la loro motivazione è questa: non ci resta che attendere la decisione del comitato, aspettare la comunicazione del prefetto e dunque vedere che cosa accadrà domani. Quello che per ora è certo è che la partenza sarà alle ore 16 dalle Zattere. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori da Venezia. Noi restiamo in centro storico perché ha davvero dell'incredibile l'ultimo episodio di maleducazione che si è verificato appunto in un negozio dove alcune turiste hanno utilizzato il camerino come una toilette. Sentiamo. Continua ad alzarsi l'asticella del turismo cafone a Venezia, dove ora c'è anche chi utilizza il camerino di un negozio come toilette. È successo qualche giorno fa in una bottega d'abbigliamento a 2 passi da Rialto, dove la commessa ha scoperto che qualcuno aveva insozzato di feci uno dei camerini. Pare, secondo le prime informazioni, che questo gesto sia da imputare ad alcune giovanissime turiste straniere. Non è la prima volta che una cosa simile succede a Venezia, ma se l'estate comincia così, il livello della cafonaggine turistica è destinato quest'anno a raggiungere vette preoccupanti. E continuiamo con la cronaca con il pauroso incendio divampato nella notte in un fienile a Marostica. Verso mezzanotte 10 ci hanno chiamato che c'era il fuoco nel fienile e sono andato lì e stava bruciando tutto. E sì che non ho neanche fatto in tempo a prendere il trattore, che quello non stava ancora bruciando, e un attimo. Un attimo, tanto è bastato perché un trattore, 300 rotoballe, 1500 quintali di foraggio venissero completamente distrutti dal rogo divampato nel fienile dell'azienda agricola Bosa. Siamo in via Anconetta, Marostica. I vigili del fuoco intervenuti da Bassano e Tiene hanno lavorato per tutta la notte e per tutta la giornata, dandosi il cambio per spegnere le fiamme. Stiamo operando in questo momento con 2 squadre, distaccamento di Bassano e una squadra di volontari di Tiene, per lo smassamento e lo spegnimento completamente del fieno bruciato. Fortuna ha voluto che le lingue di fuoco non abbiano raggiunto la vicina stalla dove si trovano le bestie. Ingenti danni, ci conferma a Parisi uno dei titolari dell'azienda agricola. Circa 80-100 mila euro. I vigili del fuoco dovranno ora risalire alle origini del rogo, anche se tra le cause più probabili resta quella dell'autocombustione. Spaccio di droga a Montebelluna nel Trevigiano, arrestato un nigeriano accusato di centinaia di cessioni di stupefacente anche a ragazzini minorenni che frequentano il parco Manin. Vediamo. Droga spacciata in gran quantità nell'area della stazione del parco di Montebelluna. Dopo mesi di indagini, i carabinieri sono riusciti a stroncare una fiorente attività di spaccio nel centro della cittadina, attività che ha creato non poco allarme sociale perché tra gli acquirenti vi erano anche molti ragazzini. Ha permesso di documentare circa 700 cessioni tra marijuana e cocaina, di cui ben oltre 80 nei confronti di minorenni. In seguito alle indagini avviate a novembre dello scorso anno è stato arrestato un 31enne nigeriano ufficialmente senza fissa dimora, di fatto ospitato nell'appartamento di un connazionale. Tant'è che ieri, quando è stata eseguita la custodia cautelare e quindi è stata effettuata una perquisizione nell'abitazione, gli sono stati trovati parecchi soldi, circa 4.000 euro, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio. Molte delle banconote sequestrate erano di piccolo taglio, a testimonianza della fiorente attività di spaccio portata avanti dal nigeriano ai ragazzini di Montebelluna, studenti che si compravano la dose per lo spinello per pochi euro, una trentina i minori sentiti dai carabinieri per ricostruire le cessioni. Parecchie banconote erano di taglio piccolissimo, di 5-10 euro, a testimoniare il fatto che anche le cessioni erano minime, soprattutto nei confronti dei minorenni, per piccolissime dosi, quindi da 5 euro. Ecco.
Protesta questa mattina davanti al Tribunale di Padova, dove era in corso il processo ai 2 militanti dei centri sociali arrestati ieri dopo gli scontri con la polizia durante uno sgombero di una casa occupata. Fuori dal tribunale lo striscione, la lotta per la casa non si arresta. Una decina di militanti dei centri sociali hanno atteso la sentenza del processo per direttissima dei 2 attivisti arrestati dopo gli scontri con la polizia durante uno sgombero di una casa occupata in via Palestro. Il giudice ha convalidato l'arresto e scarcerato i 2 esponenti del collettivo ex Gramigna. I 2 sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiana in questura. Dopo le tensioni delle scorse ore la situazione sembra essere tornata alla normalità. Il questore di Padova, Paolo Fassari, ha difeso l'operato degli agenti che ieri sono intervenuti per garantire lo sgombero di una famiglia africana che occupava abusivamente un alloggio Ater nel quartiere Palestro. Io non credo di dover dire niente se non quello che noi facciamo il nostro lavoro. Facciamo il nostro lavoro nelle condizioni e nei momenti in cui ci viene richiesto e in cui non possiamo non farlo. Poi i problemi umani, i problemi di perché succede, perché si arriva a questo, noi non siamo né il Parlamento né chi fa le leggi, noi siamo chiamati in determinati contesti a fare il nostro lavoro e quindi siamo chiamati a farlo. Scordatevi che a noi ci piace fare male alla gente, noi obbediamo alle leggi, al di là di come si chiamano i ministri, le leggi ci riteniamo che questo dobbiamo fare, ci fa piacere che un vertice approva il nostro operato, se no cambiamo mestiere, però diciamo che abbiamo fatto il nostro a prescindere da chi lo governa. Sullo sgombero di Padova era intervenuto nelle scorse ore anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Avanti con gli sgomberi degli occupanti abusivi, nessuna tolleranza per i violenti, ha scritto in una nota il capo del Viminale. Dello stesso parere il presidente della Commissione Giustizia al Senato, il padovano Andrea Ostellari. A Padova anche ieri si è registrato quello che non vogliamo più che debba accadere. Centri sociali che difendono l'indifendibile, difendono la violenza. Usano ovviamente metodi antidemocratici per difendere anche peraltro chi ha abusivamente occupato. Noi diciamo basta a quelle azioni e diciamo avanti con gli sgomberi di chi ha abusato. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci vediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Presidio di protesta questa mattina in stazione a Padova per il mancato ripristino del treno Frecciarossa per Roma delle 6:32. Vediamo. Era chiamato il treno dell'economia, partenza ore 6:32 dalla stazione di Padova, arrivo senza fermate intermedie a Roma alle 9:30. Da dicembre però Trenitalia ha cancellato questo Frecciarossa, causando non pochi disagi alle imprese del territorio. Per questo motivo amministratori locali, rappresentanti delle associazioni di categoria si sono dati appuntamento in stazione a Padova e hanno protestato contro la cancellazione del Frecciarossa delle 6:32. È un interesse della città di Padova e un rispetto verso il Veneto. Faccio ancora fatica a capire perché hanno tolto il treno. Qualcuno mi dice che non era sotto l'aspetto commerciale attivo. Io ogni volta che lo prendevo era strapieno. In prima fila il sindaco Giordani con il consigliere comunale Luigi Tarzia, che aveva promosso una mozione in consiglio comunale contro la cancellazione del convoglio. Ed è un servizio che meritano anche i professionisti che avevano un treno che potevano recarsi in giornata a Roma per poter svolgere le loro attività e rientrare la sera. A marzo, proprio alla luce delle difficoltà rilevate dalle imprese che utilizzavano il treno per le trasferte giornaliere dei dipendenti nella capitale, c'era stata anche una riunione in provincia per chiedere il ripristino della tratta diretta, accorpando in un unico viaggio i 2 treni delle 5:53 e delle 6:53 diretti a Roma, confermate intermedie. Anche la regione era intervenuta, visto che Padova serve anche il bacino di Treviso, Vicenza e Rovigo. Nonostante le soluzioni proposte, Trenitalia non ha mai ripristinato il Frecciarossa. Il treno delle 5:53 adesso si ferma anche a Firenze e a Bologna e quindi si rischia molte volte di non trovare più posto e quindi le aziende sono costrette, i professionisti, a partire il giorno prima per andare a Roma e quindi con un aumento dei costi. Le associazioni di categoria sono state chiare, il treno è fondamentale. Il sindaco di Padova con l'occasione ha ribadito anche l'urgenza della linea ad alta velocità. Interessava anche alle Ferrovie dello Stato perché era una bella cosa e si è fermato tutto. Se fermiamo tutto, si ferma tutto. A Bassano del Grappa ora, perché dopo il principio di incendio sul ponte degli Alpini si va verso un'ordinanza che proibirà di bere e di fumare per tutelare il monumento.
Per una volta sembrano tutti d'accordo, la maggioranza e l'opposizione. Il principio di incendio dell'altra sera su una delle travi del Ponte degli Alpini ha preoccupato, anche se tutto lascia pensare si tratti di un caso fortuito. Soprattutto nei weekend il ponte all'aperto diventa un luogo di ritrovo, di brindisi affollatissimo e qualche eccesso. Così scatta l'idea di proibire il fumo e il bere. Insomma, Bassano, come negli Stati Uniti negli anni 20, il nuovo proibizionismo, la grande idea è quella di vietare di fumare sul ponte e di bere sul ponte, un po' come tagliare via mezza Bassano praticamente, perché il problema è che il ponte è fatto di legno, non è esattamente facile dare fuoco a questo tipo di travi, però evidentemente c'è qualcuno che ci riesce. Certo, le proibizioni si possono anche mettere, per esempio sul Ponte Vecchio non si può passare in bici, ma quanti la rispettano questa disposizione? Ben pochi, e lo diciamo a ragion veduta e per quotidiana esperienza. Diciamo che si tratterebbe per lo più di uno strumento per poter intervenire quando le cose si mettono male. Certo, per chi ha la sua attività commerciale sul ponte qualche perplessità resta, ma in fondo molte città storiche hanno già emesso ordinanze simili. Però noi, che amiamo la civiltà del bere e l'aria aperta, in fondo siamo un po' malinconici, rispetteremo le regole, ma come nell'ultima notte prima del proibizionismo, come in C'era una volta in America, ci facciamo l'ultimo brindisi. Non siamo De Niro, ma ci si deve accontentare. E allora a questo punto, in attesa che ci spieghino come può una bottiglia, in realtà parliamo anche del bere, magari dare fuoco al ponte, non ci resta che fare l'ultimo brindisi qua all'esterno sul ponte di Bassano. Evviva a quello che si salverà, arrivederci. Si è conclusa oggi con una visita in una fattoria didattica la campagna di educazione alimentare sul consumo di latte che ha visto coinvolte 200 scuole primarie di tutto il Veneto. È il primo alimento con cui l'essere umano viene nutrito, stiamo parlando del latte, spesso però non ci rendiamo conto della sua importanza. Per questo motivo oltre 30.000 bambini di 238 scuole primarie di tutto il Veneto sono stati coinvolti in queste settimane in una campagna di educazione alimentare sul consumo di latte, finanziata dall'Unione Europea e realizzata dal Ministero delle Politiche Agricole con la collaborazione territoriale della Regione Veneto e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Un progetto strategico importante perché permette a questi bambini di età da 6 agli 11 anni di entrare in contatto con la realtà della produzione del latte ma anche della filiera del latte, quindi praticamente toccare con mano quello che succede, quella che è la genuinità di un prodotto, qual è il percorso, e quindi è anche una cosa culturale perché i bambini cominciano a capire non solo il significato dei prodotti naturali per la loro alimentazione, quindi è una cosa di insegnamento, ma anche capiscono il valore della filiera e il valore della genuinità del prodotto. Il progetto, che ha visto i piccoli alunni veneti coinvolti in laboratori didattici e degustazione di ghiotte, merende e prodotti caseari, si è concluso con una visita alla fattoria Il Flauto Magico di San Giorgio in Bosco, dove i bambini hanno potuto vedere come vengono munte le mucche, primo passo della produzione del latte. Il latte è una preziosa risorsa perché è ricco di vitamine, è quello che in gergo viene definito un prodotto ad alta densità nutrizionale. In Veneto inoltre il latte è anche un'importante risorsa economica del comparto agricolo. Ricordo che il Veneto è la quarta regione per produzione di latte a livello nazionale, con più di 12 milioni di quintali di latte prodotto e circa 3.000 stalle, quindi che danno alla nostra regione 400 milioni di prodotto lordo vendibile, quindi insieme al buon latte prodotto in Veneto certificato che va a far formaggi e DOP, ma anche a essere sulle nostre tavole con dei marchi di qualità importanti e dei controlli essenziali. Il nostro ultimo servizio ora ci porta a Feltre, vediamo. La maschera bronzea di Benito Mussolini dell'artista Adolfo Wilt è solo una delle 43 opere allestite nella mostra Artisti nel Ventennio, il Novecento. Una mostra evento che intende, attraverso quadri, sculture e opere in ferro battuto del grande maestro Rizzarda, restituire il clima culturale che accompagnò l'epopea fascista. La mostra analizza in particolar modo la temperie culturale degli anni '20 che si è sviluppata soprattutto nell'ambito milanese, da cui proviene anche la figura del fondatore di questo museo, che è Carlo Rizzarda, e vuole analizzarla portando una riflessione anche di carattere nazionale sulla temperie di quel tempo, calandola nel mondo artistico e come il mondo artistico si relaziona con il mondo politico dell'epoca.
Nelle sale del Museo del Ferro Battuto sono presenti tutti i magnifici set del gruppo Novecento, artisti che il maestro Carlo Rizzarda conosceva e frequentava assieme alla scrittrice e critico d'arte Margherita Sarfatti, nota ai più solo come l'amante del Duce. A lei è dedicata una sezione nella mostra. La mostra Artisti nel ventennio e il Novecento ha offerto la grande opportunità di spiegare meglio la genesi della collezione Rizzarda, una collezione che nasce negli anni 20 a Milano, lo stesso ambiente nel quale si muove Margherita Sarfatti, all'interno del quale nasce il gruppo del Novecento, Anselmo Bucci, Doudreville, Funi, Oppi, Sironi, Marussi, Malerba, e quindi per parlare al tempo stesso del nostro fondatore Carlo Rizzarda da una prospettiva diversa. La mostra ospita pezzi di assoluto interesse, da un autoritratto di De Chirico ad alcuni straordinari esempi di impresa decorativa, quali i bozzetti realizzati da Massimo Campigli e Arturo Martini per il Palazzo Oliviano di Padova. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi ricordo 20:10 questa sera subito dopo i TG, ospiti in studio il sindaco di Treviso Mario Conte e Stefano Busolin, presidente di Ascotrade. Ora vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione sulle nostre regioni, ci attende un inizio di weekend all'insegna del bel tempo. E allora vediamo il dettaglio della giornata di sabato. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Non sono attese piogge. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime in ulteriore lieve aumento comprese tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia la situazione, sarà infatti una giornata soleggiata dappertutto e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque, il cielo sarà sereno ma non si esclude qualche piovasco, specie in serata, sui settori di confine. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.